La ginnasta empedoclina Asia Abate si è riconfermata campionessa italiana di ginnastica artistica. La vittoria ai campionati FISDIR, terzo livello senior con programma internazionale, la pone di diritto nella squadra nazionale che andrà a disputare i campionati mondiali in programma il prossimo dicembre. Vediamo. Il gradino più alto è il titolo di campionessa nazionale Asia Abate. A Rimini una nuova competizione che ti garantisce di accedere di diritto ai mondiali. Sì, saranno i mondiali a Porto Ettileno Tonale. Saranno in montagna praticamente con il freddo e con il ghiaccio pure. Quindi siamo a dicembre, dall'1 al 4 di dicembre. Questa volta hai vinto ben 3 ori e un argento. Perché? È stato difficile l'esercizio? Praticamente sì, sono di questo livello molto importante, molto impegnativo. Quindi sono arrivata primo posto con corpo libero, trave e parallele. Al secondo posto volteggio. È stato emozionante? Sì, è stato emozionante perché ho fatto le gare molto importanti e molto interessanti e sono stata molto impegnativa con il lavoro, con un percorso di lavoro molto importante e anche questo livello molto importante. Tu da tanti anni ti alleni nella stessa palestra, vero? Sì, mi alleno da tanti anni in palestra e quindi c'è questo un obiettivo finale per raggiungere questi obiettivi. Ok, e dunque sei stata a fare queste competizioni con la tua famiglia e con la tua insegnante? E allora, io sono stata con i genitori, mamma e papà, e più l'istruttrice che mi ha scelto in capogara. Ho capito. So che in questi giorni stai anche studiando tanto. Sì, questi giorni praticamente sto studiando, mi devo dare 2 materie, poi devo fare il tirocinio e più la tesi finale. Mamma, una vita un po' impegnata e tanto emozionante. Abbastanza impegnata, sì, perché in questa occasione in particolare tutto si è accavallato, lo studio, le materie, gli esami, ieri ha fatto un laboratorio, sabato queste gare a Rimini, la domenica poi c'è stato il saggio della Kerkent, sempre con la stessa istruttrice che ci seguiva, abbastanza distrutti, e quindi insomma sì, è un periodo in cui Asia si sta impegnando tantissimo ed è veramente stanca, però insomma le soddisfazioni ci sono, per cui il fatto di poter andare ai mondiali già per noi è una bellissima soddisfazione. Non è la prima volta che Asia partecipa ai mondiali, i primi li ha fatta a Mortara 6 anni fa, poi causa Covid sono saltati quelli in Turchia e ora ci siamo riqualificati per questi di dicembre. Qual è il segreto per vincere e se hai un rito scaramantico, se fai qualcosa prima di gareggiare? Allora, prima di gareggiare mi alleno tanto, molto impegnativo per il percorso che sto ottenendo per i risultati. Ma grazie alla mia istruttrice che mi sceglie in capogara, perché è veramente una persona, la mia istruttrice si chiama Elena Tumpia, è molto speciale in capa, è per questo che mi sceglie in capogara. Nazionale